Buongiorno a tutti, passerei subito al bollettino e poi a dare altre comunicazioni. I tamponi totali molecolari sono 2.511.361. Sono esattamente nelle ultime 24 ore sono stati fatti 17.211 tamponi. Test rapidi, stiamo parlando di tamponi rapidi, quindi non ci sono i sierologici, quindi il saponette, il pungidito, tutte queste robe. Sono esattamente 519.458. Se vi interessa, abbiamo fatto 27.000 test rapidi ieri. Più 17.000, fate un po' voi quanti vengono fuori. Sono 44.000 in totale. Voi sapete che grazie alla nostra istanza i test rapidi, cioè il tampone rapido e il tampone molecolare, adesso vengono sommati nel bollettino. Quindi domani ci sarà la famosa, sapete che il venerdì saranno tutti i calcoli a livello nazionale per le aree e i parametri. Sappiate che adesso finalmente anche questo parametro che il Veneto aveva, cioè noi avevamo percentuale di positivi alta sul numero dei tamponi perché non contavano i tamponi rapidi. Numero di positivi 90.901. Ci stiamo pian piano avvicinando ai 100.000 persone, ovviamente rilevate dai tamponi, poi l'incidenza sulla popolazione non la sapremo mai perché bisognerebbe tamponare. 90.901. Ci stiamo pian piano avvicinando ai 100.000 persone, ovviamente rilevate dai tamponi, poi l'incidenza sulla popolazione non la sapremo mai. Abbiamo 19.055 persone, ricoverate abbiamo 1.876 cittadini, sono più 103 rispetto a ieri. In terapia intensiva abbiamo 221 pazienti, quindi se fate il conto 221 più 1876, abbiamo passato i 2000 pazienti ricoverati negli ospedali. Siamo assolutamente sulle punte massime della prima fase. Ovviamente in terapia intensiva i 221 sono più 5. Totale dei morti 2.727 più 38 anche in queste ultime 24 ore. I dimessi sono 5.404, 68 persone sono state dimesse. Stamattina abbiamo fatto le riunioni e parlando con i direttori generali, presente l'assessore Lanzarini e l'assessore Bottaccini, si è insistito e si è deciso di ampliare ancora di più la possibilità di ricovero, nel senso che finché non raggiungiamo l'apice della curva, non arriviamo sulla parte alta e poi iniziamo
insistito e si è deciso di ampliare ancora di più la possibilità di ricovero, nel senso che finché non raggiungiamo l'apice di questa, diciamo, della curva, non arriviamo a parte così, quanto era? 2002, quindi verosimilmente sarebbe già un grande affare fare il giro di boa sui 2000-2002 ricoverati. Affrontiamo il tema giorno dopo giorno, con lucidità, programmando ovviamente assieme a tutti i direttori le azioni sul territorio, con non poche difficoltà. La pressione ospedaliera si sta sentendo, la sentono i nostri sanitari che sono coinvolti da questa nuova avventura del Covid, e la sentono anche i pazienti ordinari, ne abbiamo quasi 8.000, perché comunque il paziente ordinario trova meno disponibilità di servizi, di erogazione di servizi sanitari rispetto ad esempio a tutto quello che è l'elezione, a tutto quello che sono le visite programmabili, agli interventi chirurgici programmabili. Garantiamo ovviamente le urgenze, gli oncologici, insomma tutto quello che sono temi importanti che non sono dati da programmazione. Vi dico anche che sul fronte del tracciamento stiamo facendo sforzi immani, perché quando cominci ad avere 3.000 persone al giorno è inevitabile che si vada ad ingolfare la macchina, no? Noi abbiamo 3.000 persone, metteteci anche semplicemente 10 contatti a testa, che 10 contatti vuol dire uno che vive isolato in montagna e non vede mai nessuno. Ecco, 10 contatti sono 30.000 nuovi tamponi da fare tutti i giorni, che si aggiungono a quelli che già facciamo. Avete visto 44.000 nelle ultime 24 ore. Ecco, se voi si parla sempre di budget, no? Diceva il budget nazionale dove voi fate tutti i conti che volete, quando trovate qualche esperto che dice perché dovremmo fare almeno a livello nazionale questi tamponi. Vi do un piccolo suggerimento: li dividete per 60 milioni di abitanti quel budget, poi lo moltiplicate per 4 milioni e 9 che siamo noi e vedete se ne facciamo di meno o di più rispetto al budget fissato da tutti gli esperti che parlano di tamponi. Noi siamo sempre sopra. Questo per dire che la macchina di tamponi da noi ha sempre funzionato, è quella del testing. Certo è che auspichiamo, ne ho parlato in più occasioni, lo abbiamo fatto sia per i canali ufficiali che anche per, diciamo, ufficiosamente, anch'io l'ho fatto dal Ministro, la conferma del tampone molecolare sul tampone rapido sarebbe da evitare, nel senso che quando io ho un cittadino che è positivo al rapido, è inutile che vado a fargli fare anche il tampone molecolare. Penso insomma che la salvaguardia sia massima e penso che ormai la letteratura scientifica l'abbia dimostrato. Alla luce di tutto questo vengo dunque all'ordinanza. Come vi avevo detto, c'è questa ordinanza. Allora, premettiamo una cosa, che noi abbiamo 54.000 dipendenti che si stanno veramente distruggendo le loro giornate per curare questi pazienti. Al di là di tutte le teorie più funamboliche sul negazionismo, sugli ospedali vuoti e altre minestre del genere, la verità è che noi abbiamo operatori. E sono i nostri medici, sono gli infermieri, gli OS e tutti quelli che lavorano. Funamboliche sul negazionismo, sugli ospedali vuoti e altre minestre del genere, la verità è che noi abbiamo operatori. E sono i nostri medici, sono gli infermieri, gli OS, sono degli eroi, i medici, gli infermieri, e sono sicuramente degli eroi. Però forse varrebbe la pena di dirlo una volta di meno e comportarsi una volta di meglio di più, una volta di più di meglio. Perché vi dico questo? Perché è inutile dire eroi, eroi, eroi e poi vai a fare gli assembramenti il fine settimana, vai dove c'è confusione, magari non porti la mascherina, magari la porti male, magari anche pensi che il virus sia un problema di quelli che sono lì, al di là della strada, lì c'è l'ospedale, ma qua stiamo facendo l'happy hour. Non funziona così. Ve lo dico perché l'ordinanza è il segno dei tempi, no? Guardate, l'ordinanza in un mondo che rispetta le regole non serve. Vi è chiaro questo?
Deve passare l'idea che l'ordinanza, in un mondo dove tutti rispettano le regole, non serve a nulla. Ma del resto, se pensate, come l'auto, no? Perché non nessuno ha l'auto strisciata? Perché se vai a strisciare quella degli altri, strisci anche la tua, no? Quindi c'è una forma di autotutela, perché comunque anche il più negligente, il più, diciamo, maleducato, il più poco rispettoso della proprietà altrui, sa che comunque ci rimette del suo. Perché se dovesse ammaccare l'auto di qualcuno, comunque si ritrova un minimo uno striscio anche sulla sua. E cosa sto dicendo? Sto dicendo che quella è una forma non di senso civico, per alcuni è una forma di dire vabbè, siccome non mi devo far male, allora non faccio male anche agli altri. Perché dico questo? Perché l'ordinanza purtroppo cerca di intercettare gli irriducibili, cerca di dialogare, però guardate, io non la vedo come un atto di imperio. E la vedo anche un po' come un fallimento, no? Cioè dover scrivere un'ordinanza sapendo che la stragrande maggioranza dei veneti si comporta bene. E la vedo anche un po' come un piccolo fallimento sociale pensare di dover stabilire regole per tutti, perché a volte il buonsenso non c'è per tutti. Cioè non è che devo dirti che devi stare distante se sei senza mascherina, se stai mangiando almeno 1 metro. Lo capirai da solo che se ti dicono cercate di non stare vicini senza protezioni, non è che devo dirti anche la misura. Abbiamo capito che c'è qualche cittadino che vuole la misura esatta. Non siamo stati fatti tutti per fortuna con lo stesso stampo. Penso che questa ordinanza che abbiamo voluto mettere in piedi non voglia essere un atto di imperio, non voglia essere un atto di prevaricazione, di coercizione, ma voglia essere solo il rimettere in fila alcuni principi fondanti che ci sono utili in questa battaglia. Allora, senza la collaborazione dei cittadini che mi ascoltano e che ci leggeranno, noi non ne veniamo fuori. È inutile che mi chiediate sempre, ma siamo gialli, arancioni, verdi, rossi. Guardate ragazzi, se qua non ci mettiamo noi di buona lena, pancia a terra, a lavorare e tirare tutti nella stessa direzione, parlo di noi cittadini, ma è inevitabile che non è che arriviamo all'area rossa, arriveremo al blocco totale e ci chiuderanno in casa. Noi dobbiamo dare una mano a coloro che sono in ospedale, a quelli che prima ho definito eroi. Se crediamo che sono degli eroi e sono degli eroi, dobbiamo aiutarli questi eroi. E aiutando loro aiuteremo anche tanti cittadini che hanno avuto meno fortuna di noi, che possiamo oggi star qui a parlare e abbiamo fiato per parlare. Perché questa malattia è una malattia strana, è una malattia che ti dà l'impressione di affogare, è una malattia che ti fa capire quanto importante sia l'ossigeno, ti fa pensare che non ti sei mai reso conto che respiravi, ti rendi conto quando non ce l'hai più l'aria nei polmoni. Allora guardate, ho cercato in questa ordinanza di mettere in fila alcune raccomandazioni, e sono raccomandazioni con alcune ovviamente misure che sono necessarie per queste raccomandazioni. Vi anticipo già che l'ordinanza avrà l'intesa del ministro col quale ho parlato stamattina, del ministro Speranza, che condivide, e c'è un'interlocuzione col Presidente del Consiglio per delle misure. Io spero che poi il Consiglio dei Ministri, il Governo, consideri che in autonomia noi ci siamo mossi, in vista considerato che questa è un'ordinanza condivisa tra 3 presidenti. Voi sapete che io ho fatto questa proposta ed è stata accolta, quindi tra me, Stefano Bonaccini e Massimiliano Fedriga, che ci sia la possibilità di avere anche misure economiche per chi magari ha qualche, come si può dire, risvolto da queste misure. Allora, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, dalle ore 00 del 13, cioè da venerdì dopo la mezzanotte, al 3 dicembre, su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti misure. Allora, misure di carattere generale.
la prima indicazione, magari a qualcuno sembra quasi inutile, però ricordiamolo, è obbligatorio l'uso corretto della mascherina al di fuori dell'abitazione, a eccezione dei bambini di età inferiore ai 6 anni, dei soggetti che stanno svolgendo l'attività sportiva intensa e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti soggetti versino nella stessa incompatibilità. Nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di 1 metro, salvo quanto disposto da specifiche previsioni maggiormente restrittive. È altresì obbligatorio l'uso della mascherina in tutti i mezzi di trasporto pubblici e in quelli privati in presenza di non conviventi. Qui ci manca un aspetto che ho chiesto di inserire, che anche nella propria abitazione in presenza di non conviventi va portata la mascherina. Nella propria abitazione o in abitazioni altrui in presenza di non conviventi va portata la mascherina. Cioè, se ti viene a casa, che so, lo spedizioniere piuttosto che il vicino di casa, ti devi mettere la mascherina, perché comunque da un punto di vista sanitario potrebbe esserci l'occasione per un contagio in andata o in ritorno. 2. È consentito svolgere attività sportiva, attenzione a questo, attività motoria e passeggiate all'aperto presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni attività e in ogni caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico delle città, delle località turistiche, mare, montagna, laghi e delle aree solitamente affollate. Cosa vuol dire? Che l'attività motoria, la passeggiata, la corsetta, si vanno a fare nelle aree periferiche, non si va nei centri abitati, e questa è una preghiera che facciamo ai cittadini. Non si va a fare la vasca, lo struscio nei corsi principali, non si va al mare per andare ad affollare le spiagge o altre cose del genere. Questo per evitare gli ammassamenti, gli assembramenti. L'accesso agli esercizi di vendita è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori inferiori ai 14 anni. È fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano consegnato ai commercianti che preveda le seguenti condizioni minimali. Voi le conoscete. Nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione, presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita, sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali, il rispetto di divieto di assembramento, nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita. Applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche, contenuta nel DPCM. Cosa vuol dire? Vuol dire che il mercato avrà una sua perimetrazione, che basta un nastro, il nastro, quello bianco e rosso, per dire un nastro di perimetrazione, l'abbiamo già visto, i comuni l'hanno già fatto, un ingresso e un'uscita, e che ci sia, diciamo, un contingentamento che non diventi un superaffollamento. È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l'accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture, stiamo parlando dei grossi centri o dei supermercati di vendita, da parte dei soggetti con almeno 65 anni alle prime 2 ore di apertura dell'esercizio stesso. Cioè, diciamo, come moral suasion, è fortemente raccomandato che chi può garantisca l'accesso nelle prime 2 ore principalmente, sostanzialmente, agli over 65. Cosa vuol dire Letta da un punto di vista di comunità? Evitiamo di andare a fare la spesa le prime 2 ore del mattino.
e lasciamo lo spazio a chi ha più di 65 anni, perché dobbiamo proteggerli, perché sono, diciamo, in una fascia di età più a rischio per il contagio. Previo parere del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, del CTS, sono sospese nelle scuole di primo ciclo scolastico, stiamo parlando di primarie e secondarie, le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato. Questa è anche un'indicazione, diciamo, che ci viene dalla comunità scientifica internazionale. Ci sono già un sacco di studi su contagi diffusi proprio in questi contesti. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge dalle ore 15 fino alla chiusura dell'esercizio, cioè alle 18. Bevande e alimenti, quindi ristorante e bar per capirci, si svolge dalle ore 15 fino alle 18 esclusivamente con consumazione da seduti sia all'interno che all'esterno dei locali, su posti regolarmente collocati. Questo per essere un ulteriore elemento di dissuasione degli assembramenti delle 4 del pomeriggio, del 5 del pomeriggio, e posso dire, se vedessi qualcuno che va a fare l'assembramento alle 14 per dimostrare che si può fare, direi che farebbe pena, perché il problema non è dimostrare che si possono fare le cose in base alla legge, cioè evitiamo di fare queste riflessioni e capire qual è il senso di queste cose. È vietata la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o area al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di cui al punto precedente. Cosa vuol dire? Che se compro il trancio di pizza, me lo vado a mangiare in auto o a casa, ma non è che sosto davanti al banco della pizza assieme agli amici con la pizza e la birra in mano o la Coca-Cola e faccio ammassamento, perché quello lì è un momento di diffusione del virus. Misure, e così vale per i gelati e molto altro ancora. Misure relative ai giorni prefestivi e festivi. Nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, stiamo parlando di prefestivi, cioè per capirci il sabato, sia con esercizio unico, sia con più esercizi, cioè con un negozio, un monomarca di solito, no? O più negozi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali e i parchi commerciali, sono chiusi al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole. Vuol dire che l'outlet è chiuso, vuol dire che tutto quello che sono parchi commerciali sono chiusi anche il sabato. Nei giorni festivi, quindi passiamo alla festa, la domenica, nei giorni festivi è inoltre vietato ogni tipo di vendita anche in esercizi di vicinato, quindi sono chiusi tutti i negozi, al chiuso o, o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari. Il sabato le grandi e le medie strutture di vendita, e quindi centri commerciali o outlet, eccetera. La domenica, oltre a questi, chiudono anche tutti gli altri negozi, tranne gli alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le edicole e le tabaccherie. La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata. Ricordo ai cittadini che questo servizio esiste, molti supermercati di rivendite alimentari lo fanno, approfittatene. Ulteriori misure. In attuazione delle disposizioni dell'articolo 1,9 di PCM del 3/11, gli enti di governo del trasporto pubblico locale su acqua, gomma, ferro, nonché gli enti gestori dei servizi non di linea, rimodulano la loro programmazione del trasporto pubblico locale, anche non di linea, per le modalità ferro, gomma e acqua, al fine di assicurare i servizi minimi di linea e quelli non di linea. Detta in parole povere, ci si adegua al 50% massimo della capienza e ovviamente si riassetta tutto in base al fatto che sono chiuse molte scuole e quindi è inutile vedere pullman vuoti che girano, cioè per capirci, sono dei costi sociali anche questi, pubblici, che paghiamo tutti noi.
Altro punto, nei casi di competizioni sportive regolarmente che si svolgono regolarmente in Veneto, qua cambierei sto tempo del verbo, in conformità alle disposizioni del PCM, gli sportivi partecipanti alla competizione e tutti gli accompagnatori, arriva una squadra di X con tutti gli accompagnatori, allenatori, accompagnatori, familiari, quello che è, stiamo parlando dei professionisti, provenienti da altre regioni, accedono all'impianto sportivo purché muniti di certificazione della venuta effettuazione del test con esito negativo non anteriore a 72 ore precedenti rispetto alla competizione. Perché capite, non c'è solo l'impianto sportivo, ma c'è anche che finita la partita uno va a pranzo magari, no? Va al bar, perché se è aperto, magari giocano a mezzogiorno, alle 2, alle 3, e quindi non vorremmo mai portarci a casa qualche focolaio da qualche competizione sportiva. Poi ci sono le disposizioni finali, ricordo le multe sempre da 400 a 1000 euro, ricordo quelli che vedono... Da quando ha effetto? Prego? Da quando ha effetto? Sì, ma l'ho detto all'inizio. Sì, l'effetto l'ho detto all'inizio, dalla mezzanotte di venerdì al 3 di dicembre. Sì, perché l'abbiamo scritto all'inizio e anche alla fine. E allora, questo tema sostanzialmente dice per fare un sunto per i cittadini. La mascherina va portata sempre. Si toglie solo per mangiare, bere e fumare in pubblico, mantenendo la distanza. Si porta anche quando si va a camminare, perché poi evitiamo di fare le facche e dire ma se cammino è attività. Si toglie solo per l'attività motoria intensa, vuol dire la corsa. Però vuol dire che bisogna averla sempre, anche quello che va a correre deve avere la mascherina non indossata, ma la deve avere pronta. La si porta in auto se vi sono viaggiatori a bordo che non sono conviventi, cioè che non sono dei familiari che vivono assieme a te. La si porta sempre nei mezzi pubblici. Diciamo che la norma della mascherina sostanzialmente riprende l'applicazione estrema che si possa adottare, no? Cioè quella più estrema, perché poi da qui si va a scendere e non si va a salire. Non è che puoi dire uno è andato a dormire con la mascherina. E diciamo che in questo contesto il fine settimana, la parte importante, la prima roba, l'attività motoria. Faccio sintesi di quello che abbiamo scritto e che firmo, e che è già firmato, è già operativa l'ordinanza. Poi vediamo il testo, pomeriggio ve lo diamo bollinato e tutto. Attività motoria intesa come camminata, passeggiata, corsetta. Adesso ve la spiego al contrario. Non la vai a fare in centro storico, non la vai a fare per le strade della città, non la vai a fare nei luoghi turistici, non vai in spiaggia, al mare, non vai al lago, non vai in montagna, non vai dove di solito vorresti andare di sabato o domenica, ma la fai in luoghi dove si può fare, nel senso vai nelle aree verdi, in campagna, vai nelle piste ciclabili, diciamo magari non centrali, cioè dobbiamo evitare ogni forma di affollamento. E questo è fondamentale per evitare quello che più ci preoccupa, cioè l'assembramento del fine settimana. All'uopo abbiamo fatto due cose. La prima, centri commerciali, medie strutture, outlet, chiusi il sabato e la domenica. La seconda, proprio per incentivare ancora di più il fatto di non andare a fare lo struscio, la domenica chiusi tutti i negozi, tranne sempre farmacie, parafarmacie, tabaccherie, edicole e alimentari che troverete aperti sempre. Allora, inutile correre tutti a fare la spesa il sabato perché il supermercato sarà aperto anche la domenica. Avevamo pensato di chiuderlo la domenica, ma c'è sempre il dubbio che tutti vadano al sabato. Quindi non viene tolto nessun servizio ai cittadini, si chiede questo sacrificio agli operatori per il sabato e la domenica, ma questa è una forma di assicurazione per riuscire a venirne fuori da questa partita. Guardate, noi come governatori abbiamo pensato che prevenire è meglio che curare.
e siamo convinti che piuttosto che ritrovarsi in una zona rossa domani è meglio fare un minimo di sacrificio oggi, che comunque è un sacrificio sopportabile. I bar restano aperti, i ristoranti restano aperti con gli orari che conoscete. Vi ricordo che chiudono tutti alle ore 18, bar e ristoranti, e che comunque resta quello che è stato definito dal DPCM, il coprifuoco alle ore 22. Cioè vuol dire che l'unico impegno che chiedo ai cittadini, guardate, al di là dell'ordinanza, non bisogna andare in mezzo alla confusione. Fate sto sacrificio, sono 2 weekend, fatelo perché ne va della salute dei veneti. Noi, guardate, abbiamo 2000 persone ricoverate, cioè 2000 persone che sono complicate. Questa è una patologia che prevede cure intensive e assistenza intensiva. In un mondo nel quale non c'è personale, finiamola col dire che è stato sbagliato tutto. Guardate, non ce n'è sul mercato di personale. Cioè adesso tutti i teorici di quanti posti letto. Guarda, il problema non sono i letti, il problema sono quelli che fanno le cure. Magari fossero i letti il problema, ma se fossero i letti prenderemo il primo capannone nella fiera e lo riempiremo. Quanto volete che ci mettiamo a mettere i letti su una fiera, su un capannone o su... Ce ne abbiamo 740 di letti vuoti in 5 ospedali pronti, ma ci vuole il personale che non c'è. Non c'è. In tutta Italia, in tutta Europa c'è problema di personale. È finita sta tragedia, io spero che qualcuno riveda tutte le programmazioni, ma sto parlando della formazione universitaria, delle scuole e anche, permettetemi di dire, anche della cultura a fare queste attività, no? Perché se continuiamo a pagare così i nostri operatori sanitari, è inevitabile che vadano a fare qualcos'altro. Non dico che lo si fa per soldi, ma dico anche che questa è una considerazione. Allora, io faccio veramente appello ai cittadini di darci una mano. Avete visto che ho scritto un'ordinanza che non vuole essere la volontà di giocare a guardie e ladri. L'ho scritta assieme ai colleghi e devo dire che la base è partita dal Veneto. L'ho scritta con una volontà, l'abbiamo scritta una volontà che è quella di fare un intervento che sia solido ma che non sconvolga la vita di nessuno di noi. Ovviamente cambierà un'abitudine che l'obiettivo che è quello, tutti quelli che pensavano a fare una vasca i fine settimana evitino di andare a farla, evitino di andare a fare la vasca in centro, nel lungomare, in montagna, al mare, c'è montagna, al lago e non muore nessuno. Per 2 fine settimana non succede niente, poi avrete modo di recuperare, però evitate, l'appello lo faccio anche ai ragazzi, evitate di fare ste robe. È un appello veramente che faccio col cuore a nome di tutti i nostri operatori. Guardate, quando i medici dicono chiudete tutto, fate lockdown, lo dicono non perché si divertono, lo dicono perché vedono che non c'è più spazio negli ospedali. Vi ho già detto che il ministro Speranza dà l'intesa, l'ho sentito anche prima, all'ordinanza, quindi consideratela con l'intesa. Onestamente lui mi ha anche detto di metterlo nel testo, adesso vedremo la formulazione, ma insomma per noi è con intesa col Ministro della Salute. E per le attività che sono chiuse non posso assicurare in questo momento che ci siano ulteriori coperture, ma di certo abbiamo entrambi, tutti noi governatori, interessato al governo, perché non ha senso che ci siano delle misure nazionali che hanno copertura e delle misure regionali che non ce l'hanno, perché allora vuol dire che viviamo su 2 mondi che non si parlano. E so che è un ulteriore sacrificio, ma lo facciamo per il bene di tutti, di tutta la comunità. Io non avrei altro da aggiungervi e penso anche di avervi detto tutto. Allora, Zambon, Pederiva, Giacomuzzo, Marchiori, lui. Ah sì, scusate, c'è una roba da chiarire perché già arrivano messaggi. I ristoranti e i bar restano aperti fino alle 18. La norma delle 15 alle 18 è intesa per dire che non si consuma in piedi in quelle ore. Perché siccome ci sono dei bar, per dire, che non hanno posti a sedere, fanno il caffè al mattino, non è che possiamo dire non consumate in piedi, se no li azzoppiamo del tutto. Allora abbiamo detto dalle 15 alle 18 chi fa ristorazione o fa bar sa che deve farlo da seduto col tavolo, non in piedi.
Allora, Zambon, Pederiva, Marchiori, Giacomuzzo, Naletto. Albino, ci fai sapere quando ritieni. Procediamo. Buongiorno. Ciao. Dunque, volevo chiederle questo, visto che appunto domani attendiamo la nuova composizione dei dati romani, diciamo così. Ipotesi, intanto le chiedo se si aspetta un passaggio di fascia oppure con il tema dei tamponi rapidi considerati si augura che si resti in questa fascia. No, guardate, noi abbiamo dei dati che secondo noi sono eloquenti, nel senso che la situazione è sicuramente sotto controllo. Dopodiché, queste sono misure che prendiamo a prescindere, nel senso che abbiamo un problema di essere coerenti e di essere a fianco ai nostri operatori sanitari e ai cittadini che stanno male e quelli che potrebbero ammalarsi. Non ho nessuna notizia di passaggio di fascia e dico anche che comunque per quanto riguarda i nostri dati diciamo che questa ordinanza potrebbe essere, come si può dire, se la voleste inquadrare, è un'ordinanza in fascia gialla con un'ulteriore piccola restrizione, perché la fascia arancione ha ben altre restrizioni, come sapete. Sì, la domanda era, nel caso si verificasse invece un passaggio di fascia, questa ordinanza come si integra? Viene superata? Ma si di integra, fatto? guardate, a quel punto se i passaggi di fascia ci portano addirittura alla chiusura dei confini comunali, no? Nei transiti, per cui non ci sarebbe neanche più il problema degli assembramenti, di nulla. Per cui diciamo questa ordinanza è assolutamente compatibile con la fascia gialla, verrebbe superata da fasce più alte. Volevo chiederle anche il Dopo tema del... ognuno penso capisca cosa vuol dire. Appunto il passaggio fra comuni era una delle ipotesi che avete vagliato per quanto riguarda questa ordinanza, perché avete deciso di no? Guarda, l'abbiamo vagliata, ma era vagliata non come una visione restrittiva, cioè concedere, diciamo, aveva solo un aspetto, questa era una roba che avevamo vagliato principalmente qui in Veneto, ma comunque l'abbiamo discussa con i colleghi, che era quella di poter immaginare che di andare a intaccare l'assembramento nel centro cittadino vietando solo il transito per andare lì a fare assembramento, però diventava difficile a gestire una roba così, no? Che poi ognuno ha davanti alla contestazione, chiunque poteva dire ma io sì, sono venuto qui in centro a Verona, ma dovevo andare a comprarmi un paio di calzini piuttosto che andare a trovare mia zia che abita qua, cioè non finiva più sta storia. Ultimissima cosa pratica, è un'indicazione o è un obbligo quello della corsia preferenziale per gli over 65 nei negozi? L'abbiamo dato come fortemente raccomandato e qui si vede se siamo comunità. Allora cominciamo ad esempio a fare un appello ai cittadini. Guardate, ripeto, non dobbiamo giocare a guardie e ladri perché se no sta ordinanza qua non serve a nulla. A nulla. Allora, se noi ci mettiamo già di impegno e diciamo da domani mattina la spesa dalle 8 alle 10, chi può? Se ho meno di 65 anni non la vado a fare e diciamo chi ne ha più di 65 anni cerca di andare dalle 8 alle 10 nelle prime 2 ore, se aprono alle 8 non so quando aprono, abbiamo già fatto dato un grande segnale di natura civica, no? Un segnale di civiltà sto qua. E come sugli assembramenti, guardate, se qualcuno pensa l'ordinanza dà delle indicazioni, ma se la sfida diventa andiamo lo stesso a riempire le piazze, io ne prendo atto poi che chi a causa del suo mal pianga se stesso, passeremo di fascia, ci chiuderanno i confini comunali, così abbiamo finito di far baldoria. Grazie. Prego. Pederiva. Grazie, buongiorno Presidente. Buongiorno. Riparto dalle sue parole, non facciamo un gioco a guardie e ladri. No. Siccome però sappiamo di vivere purtroppo, come ha registrato lei stesso, tra alcuni concittadini che questo buon senso non ce l'hanno e ci aspettiamo già il delirio di ma allora come si considera la zona periferica rispetto alla zona centrale, metri che spunteranno. Per semplificare, visto che lei è, glielo dicono anche i suoi oppositori, uomo pragmatico, è il caso forse di dare ai sindaci l'indicazione di fare una cosa molto veloce, una mappatura comune per comune, questo è il centro, questa è la periferia, questa è la campagna? Ma guarda, io andrei ancora più... ci sono 2 categorie di cittadini. Quelli che vogliono far parte di questa sfida e vogliono darci una mano e quelli che non gliene frega niente. Quindi ci sono quelli che sono per il noi e quelli che sono per l'io. Gli individualisti e quelli invece che sono per la collettività. Penso che quelli che si sentono comunità debbano evitare di andare nei centri
delle città storiche, perché poi gli assembramenti li fai le 50.000 persone a Treviso, le abbiamo viste, no? A Verona, dove il sindaco dice addirittura che ha dovuto fare i sensi unici per i pedoni, a Venezia un po' di meno, a Belluno, anche il sindaco di Belluno ci ha detto noi siamo stati presi d'assalto e altro ancora. Quindi evitiamo di andare nelle centri delle città intanto per cominciare. Dove dovete andare a passeggiare? Guarda, c'è una miriade di posti da andare a passeggiare da paura. Cioè, non ci sono limiti comunali, per cui si può andare a passeggiare sulla riva di un fiume, piuttosto che nei percorsi campestri che sono identificati, però evitiamo di andare dove c'è confusione. Un lettore mi chiede il lago di Fimon, come le dico, siamo già alle richieste da URP, no? Ecco. Allora, io direi che al lago di Fimon ci vai se non c'è nessuno. Se invece c'è una sagra, stai a casa. E adesso se chiede, ma come faccio a saperlo? E allora resta a casa. Nel dubbio si resti a casa, bene. Ma sì, ma guardate, ripeto, noi non vogliamo essere controparte, però mettetevi nei panni del presidente della regione che sa che ha 4.900.000 eventi che se si ammalano devono trovare un letto in ospedale. E qua sono tutti eroi, tutti esperti a ciaccoar, però. Qua bisogna risolvere i problemi. E noi abbiamo solo questa soluzione. Ripeto, se tutti rispettassero le regole, ma io non verrei qua neanche noi, non saremo mai qua, voi neanche. Non siamo in Giappone. Tema collegato, sempre riferendomi a certi sapientoni da smartphone, la mascherina in casa, no? Come si diceva anche tra non conviventi, ogni tanto girano le bufale, entreranno in casa a fare i controlli, resta il principio che è buon senso e autoregolazione. Questi sono solo dei consigli, cioè se tu vai dal medico e ti dice guarda per salvarti la vita devi prendere queste 3 pastiglie a mattina, mezzogiorno e sera, se poi tu sei un pirla che dici che vuoi morire, sono fatti tuoi. Io non so cosa farci. Sapete qual è il guaio? Che fai ammalare anche gli altri. Perché se fosse una malattia che uno dice me la prendo, me la tengo, ragioneremmo magari in maniera diversa. Il problema è che la tua responsabilità o irresponsabilità ricade anche sugli altri poi. Terza e ultima, Sì. in Te, conferenza un call center, stampa. te. No, questo cambio, adesso faccio la giornalista e non più l'ufficio informazioni. Il sottosegretario Variati in conferenza stampa questa mattina ha assicurato un patto tra lo Stato, i governatori e i sindaci attorno a questo tipo di ordinanze, garantendo anche il necessario supporto da parte delle forze dell'ordine. Ottimo. E ha parlato di un passaggio, come dire, anche concettuale, ma pure pragmatico, dalla moral suasion, quindi la sensibilizzazione, come dire, culturale fatta in queste ultime settimane, a una fase invece di sanzioni vere e anche aspre, senza sconti per nessuno. Condivide questa finalità lei che ha appena detto l'ordinanza non vuole essere coercitiva? No, attenzione, grazie. Questa ordinanza è scritta in Veneto, non è scritta da nessun'altra parte e in Emilia Romagna e in Friuli Venezia Giulia, che non ci siano confusioni. Allora io dico, io sono un inguaribile ottimista e siccome ho talmente tanta fiducia nei veneti e me lo hanno dimostrato in molte occasioni di aver ascoltato le indicazioni, io dico ragazzi adesso si comincia a ballare in volo, allacciatevi la cintura di sicurezza, i piloti sanno dove è l'aeroporto di arrivo, tutti fermi al proprio posto e così ci arriviamo. Cioè pensare che, allora, per me sarebbe una sconfitta pensare che l'ammassamento, l'assembramento in città lo debba regolare con la forza di polizia, con le multe. Per me sarebbe una sconfitta. Per carità, ben vengano i controlli, perché i controlli sono anche controlli a 360 gradi, ma per me sarebbe una sconfitta pensare che i veneti hanno bisogno delle multe per stare in regola con delle indicazioni che sono di natura sanitaria queste. Cioè non stiamo parlando di robe, stiamo parlando di schiamazzi, di musica alta o di altre robe, stiamo parlando di sanità e di ospedali al collasso. Marchiori. Sì, buongiorno Presidente. Ciao. Ecco, anch'io sono strapiena di richieste che stanno arrivando mano a mano. Allora, la prima, passeggiare o meno in centro, è consigliato o vietato? No, è sconsigliato. Ok, questo vale anche per i residenti, penso ad esempio I residenti possono farlo, se evitano, camminare nei loro centri. Di assembrarsi in centro sarebbe meglio. Guardate, io penso che dobbiamo dare una prova di buon senso. Ognuno di noi deve dire dove vedo una persona, giro l'angolo e vado da un'altra parte. Però abbiamo visto che il buon senso non c'è stato lo scorso capito, ragazzi, cosa volete che vi dica? Dopo piangiamo tutti perché ci chiudono in casa.
Ok. Questione chiese, dove si creano parecchi assembramenti. Ma sono regolamentate dalle linee guida le chiese, eh? Cioè non è che adesso viene fuori che le chiese sono aperte, invece in centro a Bera Sprezza non si può andare, perché già immagino tutte le robe che scrivono. Fra l'altro sono tutte linee guida nazionali quelle delle chiese. Governo e CEI, brava. Poi noi siamo a disposizione anche con le FAC, perché l'assessore, poi qua abbiamo ovviamente la protezione civile, però guardate, usando il buon senso non serve neanche leggere l'ordinanza. Ok, un'altra cosa, sempre questa mattina Bariati ha anche detto che sarebbe stato corretto vietare lo spostamento tra comuni. È un'altra fascia. È un'altra fascia. Però, ripeto, il Ministro della Salute dà intesa la nostra ordinanza. Penso Ok. che sia tombale la discussione. Per quanto riguarda invece la questione dell'educazione fisica nelle scuole, sappiamo che moltissime la effettuavano sui banchi, cioè vietiamo anche quella, cioè proprio non si farà più educazione fisica. C'è scritto in ordinanza, previo parere del CTS che dovrebbe arrivare domani, sì, è vietata. Cioè non si farà più per un periodo, adesso sarà una settimana, un mese, non lo so, vedremo, almeno 2 settimane. Va bene, l'ultima. Allora, c'è questa questione, Presidente. Adesso lo so che lei dirà che dipende dal buon senso, però stanno arrivando moltissime segnalazioni di persone che vedono nei propri comuni o in esercizi commerciali, pubblici, si vedono arrivare persone che dovrebbero essere in quarantena. Quindi si chiedono cosa devono fare, bisogna fare denuncia, bisogna segnalarle, cosa devono fare in questi casi? Se si ha certezza che la persona in quarantena esce, è una denuncia ed è un reato. Voglio ricordare che in quarantena ci si sta perché comunque c'è il rischio del contagio, quindi il reato del contagio e di andare a infettare le persone è un reato grave. Dopodiché io invito tutti quelli che hanno i conviventi che hanno un positivo, sanno che automaticamente devono mettersi in quarantena, cioè è inutile che stiamo qui ancora a parlare, non mi hanno telefonato, non mi hanno detto, cioè comunque devi metterti in quarantena. Cioè non è che se non ti arriva il tampone dopo un minuto, dopo un'ora, dopo un giorno, 2, 3, ti cambia la storia. Tu sai che dal giorno in cui c'è la positività del tuo convivente hai 10 giorni di quarantena. In quei 10 giorni puoi diventare sintomatico oppure a fine di 10 giorni sei libero, basta. Va bene, grazie. Se diventi sintomatico chiamerai il tuo medico di base che ti darà delle prescrizioni. Anche perché, ragioniamo, la norma prevede tampone a tutti, ok. Se qualcuno non riesce a fartelo, ma comunque se ipotizziamo te lo fanno e ti trovano che sei positivo, non è che c'è una cura per il positivo. Se sei asintomatico devi aspettare di diventare asintomatico, di diventare negativo. Per cui il tema non è clinico, è un tema proprio di sanità pubblica. Tu devi metterti in quarantena e chi è in quarantena non deve uscire di casa, non deve andare in mezzo alla gente. Altra preghiera che dico, mi spiace dirlo, ma più di qualcuno mi dice, gli spedizionieri mi dicono guardate che c'è un sacco di gente a casa in quarantena che fa acquisti sui portali, no? su Amazon, su altre piattaforme. E dopodiché tu arrivi in casa e magari vieni a sapere dopo che hai consegnato in mano un pacchetto uno che sei in quarantena. Cioè evitiamo di fare queste robe. Se le comprate, comprate merci, ben venga, ve le fate depositare oppure incaricate qualcuno che non ha problemi a firmare la ricevuta, ma non uscire facendo finta che va tutto bene e dopo ci sono degli spedizionieri, insomma, che ci dicono guarda, ho saputo che ho consegnato la roba a uno che era in quarantena e non me l'ha detto. Va bene, un'ultima domanda extra Covid. Un anno fa a quest'ora una tragedia ha colpito Venezia e lei stesso era con le gambe, mezzo corpo nell'acqua, insomma sono stati giorni difficili e tragici per la città. Cioè, guarda, io penso che ne abbiamo viste tante tragedie, no? Io ho visto l'alluvione del 2010 che è stata
pesante, 235 comuni alluvionati, 10.040 famiglie e imprese sott'acqua, più di 1 miliardo di euro di danni. Ho visto la tromba d'aria nella riviera del Brenta, l'uragano, chiamatelo come volete, cioè, Villa Fini, ve la ricordate tutti, no? Villa Fini rasa al suolo. Vaia, 100.000 ettari rasi al suolo, 28.000, ma 100.000 ettari intaccati. Però l'acqua alta a Venezia, con quelle dimensioni, non avrei mai pensato di vederla, insomma. Abbiamo visto, cioè, io ricorderò sempre che ci siamo trovati con Piazza San Marco che era invalicabile, cioè l'acqua ti arrivava alla vita, quindi era una roba impossibile, e i danni che ha fatto, insomma, adesso sembra che il Mose ci metta in salvaguardia, in protezione. Questo è già una buona notizia, visti tutti i soldi che sono stati investiti su Mose e su opere complementari. Si parla di quasi 9 miliardi di euro tra Mose e il resto delle opere. E sarà un ricordo indelebile che accade ciclicamente, non spesso, e probabilmente non la vedremo mai più, perché se il Mose funziona è stata l'ultima acqua grande che Venezia ha conosciuto. Grazie. Allora, il mio ordine prevede Giacomuzzo, Naletto, Salmaso e Bastianello. Ecco qua. Buongiorno Presidente. Ciao. Le volevo chiedere questo, che cosa vuol dire, che cosa succede quindi se domenica mattina io che non abito in centro ma vado a farmi comunque la passeggiata in centro, cosa rischio? Che cosa intende poi con preghiera o forte raccomandazione? C'è la multa? Chi la fa? Ma guarda, allora, io penso che davanti allora, premesso che se si arriva a questo livello vuol dire non aver capito nulla. E allora sarebbe bello anche avere, come si può dire, avere che qualcuno faccia la sua dichiarazione pubblica e dice non me ne frega niente, e quindi magari ci dà anche il numero della tessera sanitaria, almeno sappiamo che quando li troviamo sappiamo che fanno parte di questo gruppo. Eroghiamo comunque il servizio sanitario, almeno sapere, lo dico così provocatoriamente. La verità è un'altra, che se davanti a un controllo, diciamo, puntuale, è contestabile. Ok, quindi allora ci sarà un potenzialmente dei controlli. È multabile. Aspetta, Sì, no, io ho incontrato i sindaci. sindaci. Si è messo d'accordo. Ma non devo, cioè, premesso che ho sentito i sindaci sanno di questa ordinanza, ma non c'è nessun dopo accordo da fare, perché l'ordinanza prevede anche le sanzioni e tutto, che sono sanzioni nazionali. E vanno da 400 euro a 1000 euro, cioè tradotte in soldoni. Trovi uno che vuole farti capire che lì non devi stare, non devi andare a passeggiare o a farti la corsa in centro a Verona perché ti piace andare in centro a Verona a correre o a fare ammassamento, e rischi di portarti a casa la multa. Quindi insomma non è solo una preghiera, ma c'è proprio un... Sì, ma guardate, se arriviamo a questi livelli io butto la spugna. Ci siamo arrivati settimana scorsa, Presidente, per cui sì, no, butto la spugna perché se i cittadini non hanno capito che per una rinuncia che fanno oggi che non faranno oggi, si ipotecano la libertà di settimane, di mesi in futuro, a questo punto staremo a aspettare, no? Cioè, sul bordo del fiume, lì seduti, e vedremo cosa accadrà. Però guardate che il problema degli ospedali è un problema serio, che poi non si dica che io non l'ho detto. Non siamo nelle condizioni di non ricevere pazienti, abbiamo i letti, però la pressione è elevata. E si può fare sanità in ospedale ma anche fuori, comportandosi bene. Naletto, se ti fai vivo col microfono meglio. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Le faccio una domanda dal punto di vista tecnico. Sono un cameraman professionista che si occupa di Serie A, Serie B, quindi tutti gli eventi sportivi di cui lei ha citato prima. Sì. Le crew di cui si fa parte normalmente sono sparse da tutta Italia. Anche il service che viene a lavorare di solito non è locale, ma è foresto. Quindi, in base a quello che ha detto lei, tutti quelli che sono veneti, diciamo, sono tutelati. Quelli che vengono da fuori dovrebbero avere il tampone delle 72 ore. Sì. Questa è in base a quello che ha detto lei, giusto, no? Io ho parlato di squadra e accompagnatori. Sì, quindi anche la crew che fa come produzioni televisive si occupa del broadcast. Se a seguito della squadra, sì. No, diciamo che noi l'abbiamo messo squadra accompagnatori perché se introduciamo il principio lavorativo vuol dire che tutti quelli che varcano il confine, siccome pensiamo che sia un'attività fortemente esposta, perché comunque c'è attività fisica, non c'è distanziamento sociale e tutto, pensiamo che possa anche essere più ragionevole avere il tampone.
Dopo Naletto, Salmaso, però Albino, da là non ti sentiamo. Sì, ti sente il Presidente ma non gli ascoltatori. Va bene, fa gli stessi. Ciao. Mi pare che appunto lei abbia dimostrato che esiste un nuovo finanza che nasce intesa appunto con il Friuli Venezia Giulia e con l'Emilia. In sostanza abbiamo le zone gialle, le zone arancioni e le zone rosse di Ponte, e poi c'è questa idea importante nuova originale che mette insieme in contesto. Ecco, il fatto che il ministro Speranza dà ulteriore valore giuridico e politico a questo provvedimento? Ma sicuramente dà ulteriore peso al provvedimento. Il provvedimento stava in piedi e sta in piedi, come voi sapete, per legge anche in autonomia. Il fatto che ci sia anche il Ministro della Salute, come si può dire, inquadra ancora di più il tema e soprattutto lo sostiene, cioè nel senso che è positivo secondo me che ci sia anche l'intesa col Ministero della Salute. Considerate che questa potrebbe essere per usare un termine un po' più, come si può dire, comunicativo, è una zona gialla plus, no? Non so, zona gialla plus, abbiamo inventato una nuova dicitura. Lei ha letto oggi un ulteriore quotidiano che appunto ha un commento assai interessante su questo tema. No. Tempo perché ha un sacco di impegno, non è che voglia... Che quotidiano? Un po' di zittania, ma sa, ogni tanto anche un po' di psicoretica naturale, ma anche se è una materia estremamente seria. Ma che quotidiano, scusa? Ma cosa c'entra con l'ordinanza? No, appunto, facendo lui sostiene questa tesi, non è che una delle difficoltà è proprio quella di trovare una sintesi completa tra il provvedimento del governo e quello che invece poi vogliono adottare i singoli governatori, perché ritengono dal loro punto di vista che sia giusto affermare il principio No, scusa. No, scusami. Ad esempio, rispetto ad esempio all'ordinanza, 15 giorni fa, quando tutte le regioni si erano rivoltate contro il governo perché avevano imposto i limiti ai vari ristoranti con la chiusura del 18. Cita quello come No, ma perdona, non ho letto il pezzo, quindi... No, non ho letto il pezzo, non mi permetto di commentarlo perché mi sembra assurdo. Però dico una cosa che si può dire. Non esiste un provvedimento del governo dal 21 febbraio ad oggi che abbia avuto il diniego delle regioni. Se qualcuno alza un dito e dice c'è un provvedimento bocciato, sono stati tutti approvati dalle regioni. Ma di cosa vi lamentate? Cioè, ci fosse un provvedimento bloccato dalle regioni e le regioni hanno approvato tutto. Se è proibito anche mandare una lettera chiedendo di spostare un orario, di fare, che poi non viene accolto, allora se è proibito anche questo, ma siamo in democrazia ancora, no? No, ma sapete, siccome sta nenia delle regioni, ma che intralcio creano le regioni? Abbiamo votato tutto dal 21 febbraio ad oggi. Tutto. Anche se avevamo da ridire, ma per il senso della leale collaborazione abbiamo votato tutto, a unanimità. Non c'è un provvedimento del governo che non abbia avuto il vaglio positivo delle regioni e che se ancora qualcuno che si lamenta delle regioni. Se allora non dobbiamo neanche respirare è un altro discorso. Come non ho accettato, non condivido, scusate, l'idea della proposta della clausola di supremazia nazionale che non c'entra nulla con questo momento storico. Cioè, ce l'ha la Germania, ma perché è uno Stato federale. L'ultima cosa che mi permetto di segnalare, oggi i giornali, per giornali, citano una ricerca di Nacciur da cui emerge che, non so se sia ancora ufficiale hanno fatto negli Stati Uniti d'America un tracciamento delle zone dei contagi ed emerge che l'80% dei contagi si verificano all'interno dei ristoranti, delle palestre e dei luoghi, come dice lei, dove c'è un forte assembramento, dove non c'è circolazione d'aria e loro consigliano che la capienza all'interno del ristorante venga portata al 20% perché questo di fatto consentirebbe l'assoluta garanzia dei clienti e la non trasmissione, quindi è un dato di ulteriore riflessione che avrei sottoposto. Ma sai, se è così, allora guarda, premesso che, figuratevi se io mi metto a contestare
le ricerche perché penso che abbiano tutte una validità. Premesso che i ristoranti hanno delle linee guida approvate dal CTS, quindi da scienziati che hanno pubblicazioni e fior di pubblicazioni a livello internazionale. Premesso che se fosse vera questa teoria dell'assembramento, non è che l'assembramento va in funzione del fatto che ti arriva in tavola un piatto piuttosto che un libro. Ma allora a quel punto tutto quello che è assembramento, le fabbriche, i posti di lavoro, cioè tu dobbiamo mettere, allora torniamo come al gioco dell'oca alla casella di partenza. Sapete, quando voi andate a intervistare gli scienziati e vi dicono per risolvere il problema ci vuole il lockdown, vabbè, non so che dobbiamo studiare tanto per dire una roba del genere, eh? Cioè il lockdown è la forma di, diciamo, di isolamento che è proprio la sublimazione di quello che è la lotta a un virus, però vuol dire isolare, vuol dire economia, vuol dire depressione, vuol dire psicosi, vuol dire di tutto. Quindi noi dobbiamo trovare anche un equilibrio. Adesso non vorrei che la guerra fosse sui ristoratori, sui baristi, domani, e alla fine arriva nelle redazioni dei giornali, vedrete, faranno uno studio che sta massa davanti al computer e viene qualcosa. Poi vi fanno fuori tutti e è finita. Mi sembra che avete avuto un po' di focolai dentro per le redazioni. E se Salvaso a posto? Allora, basta. Bastianello, Agi. Poi riprendono la parola Marchiori e Giacomuzzo che mi hanno chiesto ulteriori interventi. Dai che dopo vado, ragazzi. Sì, Presidente, buongiorno. La scorsa primavera si era parlato di 60.000 posti di lavoro persi a seguito della prima ondata e questa rischia di essere anche peggiore perché molte aziende sono arrivate comunque allo stremo, anche perché comunque a breve partirà una nuova stagione turistica. Volevo sapere se avete delle proiezioni, delle aspettative a riguardo e se state pensando a qualche piano di promozione turistica straordinaria proprio in vista. Guarda, i 60.000 posti te li confermo, saranno parecchi di più perché considerate che c'è ancora blocco dei licenziamenti. Quindi quando si torna all'economia reale dove cioè le aziende possono iniziare a licenziare e quant'altro, la tragedia sarà molto più pesante. Le aziende turistiche rappresentano metà più o meno di questi posti di lavoro. Considerate che l'azienda turistica in Veneto vale circa 18 miliardi di fatturato, è la prima industria in Veneto. Il lato positivo da questi aspetti negativi è che ci hanno annunciato questi recovery fund che dovrebbero essere lì, risorse fresche europee, sono 209 miliardi di euro che sono tanti, sono tante risorse che si potrebbero dedicare ovviamente alle imprese, all'occupazione e dico non si dovrebbero, io spero che si dedichino solo alle imprese e all'occupazione. Perché se vanno dispersi su altre menate finisce che non produciamo economia. Comunque ne veniamo fuori da questa partita, dobbiamo venirne fuori. Guardate, noi siamo a tutte le ore con l'assessore Bottecino a guardare la pendenza delle curve, ormai ce le vedo anche, chiudo gli occhi e vedo le curve. Di nuovo Marchiori, di nuovo Giacomuzzo, possibilmente brevi che il Presidente Sì. ha riunioni. Solo un paio di domande, Presidente. Sempre questa mattina Variati ha detto che per alcuni parametri il Veneto è in una situazione grave e che non esclude che per domani possa esserci il passaggio in fascia arancione. Lei come commenta? Ma chiedetelo a Variati, non ho capito. Fa il Ministro della Salute adesso. Ma è interessante sta roba, dobbiamo ancora mandarli i dati. È molto interessante sta roba. Dobbiamo ancora inviare i dati. Strano sapere i dati prima di... Perché stamattina la dottoressa Russo mi ha detto che li doveva inviare oggi. Cioè, interessante. Non lo so, guarda, non lo so, chiedetelo a lui. Quindi se domani ci trovassimo in fascia arancione lo troveremo ancora Vorrei dire più che lui tifa interessante. per l'arancione e noi no, cosa volete che vi dica? Ma sembra che se robe va mai sei contenti, non lo so. Cioè, no. Scusate, per onore di cronaca, ho assistito alla conferenza stampa, non l'ha detto esattamente in questi termini, cioè ha parlato di una valutazione che è rimessa alla giornata di domani e ha detto sarà una giornata molto importante, ma alludendo a tutta Italia, nel senso che verrà fatta una verifica. Ritiro quello che ho dati. detto. Però ha detto che non esclude che finiamo in fascia arancione. Non era nello specifico del Veneto, almeno per quello Io che ho non sentito escludo che io. andiamo in fascia Era un verde. ragionamento generale. Ecco, allora magari andiamo avanti, visto che i dati devono arrivare entro le 20 di stasera. Sì, i dati dobbiamo andarli entro stasera.
Giacomuzzo, Vabbè, no, grazie. l'ultima sola, mi arriva da alcune Marchiò. categorie, centri commerciali il sabato, parrucchieri e ristorazione, niente, rimangono sempre tabaccherie, farmacie, eccetera. Chiusi purtroppo. Ok, grazie. Giacomuzzo. Io ritorno su quell'articolo, quel comma poi, che riguarda la mobilità e le passeggiate. Posto che non ho visto il testo, da come lo pone lei sembra una forte raccomandazione, ma le forti raccomandazioni non possono essere multate. È evidente, può essere evitato solamente un divieto. C'è un divieto oppure c'è un rinvio ai sindaci che possono poi eventualmente multare? Ma guardate, l'ordinanza è chiara. Dice, punto 2, è consentito. Quindi se è consentito vuol dire che non è consentito dall'altra parte. Quindi c'è un divieto? Sì. Questo chiedevo perché No, parlava ho di detto preghiere prima- di forte Ho raccomandazione. detto prima che se trovi un vigile, una persona che vuole fare pignolare, ti becchi la multa. Ma ripeto, non è questo l'obiettivo. Io penso che cioè, il segno della civiltà sarebbe contravvenzioni zero, perché vuol dire che tutti abbiamo rispettato le regole. Certo, altrimenti però non si sarebbe trovato a fare questa ordinanza, è quello che intendo. Grazie Presidente. Prego. E con questo... Sì, per il 65. Grazie a tutti. Grazie mille.